Benvenuti alla lezione numero 13 della sezione Ruoli e Competenze. Allora, siamo ancora quindi al pianista accompagnatore a pagina 81, dopo aver visto con i numeri 13 e 14 l'approccio diatonico superiore, passiamo con i numeri 15 e 16, da vedere però uno alla volta per bene, l'approccio diatonico inferiore. Quindi il criterio è lo stesso, facciamo anticipare la nota della battuta successiva sul primo movimento, che è la nota fondamentale, da una nota della scala di riferimento, del centro tonale, si dice, del giro insomma che stiamo suonando. Adesso sono tutti giri nella tonalità di Do maggiore, e quindi facciamo anticipare la nota fondamentale sul quarto movimento con una nota precedente stavolta, cioè un grado che sta prima. Sappiamo che noi calcoliamo le scale, anche gli intervalli, dal basso verso l'alto del pentagramma, quindi dalla nota grave verso la nota acuta. E quindi osserviamo che guardiamo gli accordi, quindi passiamo al numero 15, abbiamo il Do maggiore, quindi la nota sarà Do, poi abbiamo il Mi minore, quindi fissiamo adesso proprio gli ancoraggi con la sinistra, terza battuta La, quarta battuta Sol, e poi la minore, quarta battuta Sol e poi da capo. La mano destra suona con dei rivolti, siamo partiti col primo rivolto, sempre i quarti, le semiminime, 1, 2, 3 e 4, poi abbiamo Mi minore, La minore e Sol maggiore, legame armonico, però suonatelo dove vi pare, sull'altezza della tastiera che più vi sembra opportuna, adesso poi più che vi piaccia, che vi renda gradevolezza, e poi insomma potete anche spostare magari più verso la parte centrale o più sotto il Do centrale, insomma. Queste qua sono zone ancora in cui gli accordi suonano molto bene. Vediamo invece adesso, attenzione alla ritmica, perché osserviamo la mano sinistra numero 15, abbiamo una minima, quindi i primi due movimenti Do, terzo movimento di nuovo Do semiminima col punto, e quindi dobbiamo contare terzo movimento 3 e qua, e poi sul Tro abbiamo la croma che fa da approccio diatonico inferiore per il Mi, quindi sarebbe 1, 2, 3 e 4 1. Vedendo a mani unite, vi faccio prima ascoltare: 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3. Stessa cosa sul Mi minore, abbiamo sul terzo movimento una semiminima col punto, e poi sul levare del quarto movimento, quindi sulla seconda suddivisione, l'approccio diatonico inferiore per il La minore, che sarebbe quindi Sol, Sol, La. Quindi da Mi minore, seconda battuta, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, stessa cosa, quindi sul terzo movimento risuoniamo la nota fondamentale, però poi sul levare del quarto abbiamo la croma Fa, che anticipa quindi l'accordo di Sol maggiore. 2, 3 e 4, e anche per tornare a Do ho fatto anticipare con la nota Si il passo di Do fondamentale. Allora vediamo da vicino l'esecuzione del numero 15. Allora quindi seguiamo proprio le note così come sono scritte sul pentagramma. Numero 15, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e Bene, come avete visto ho variato un po' qualche ottava, quindi magari sono andato la seconda volta al Mi più grave e anche al Do, per concludere ho scelto quello più grave. Insomma, siete liberi di scegliere quello che più vi fa, anzi, se variate le ottave è cosa gradita, non solo alle vostre orecchie ma anche a quelle di chi vi ascolta. Allora provate più volte questo numero 15, magari ricordo anche su altri giri, quindi in effetti sono sempre nella
nella tonalità di Do, però abbiamo delle progressioni armoniche differenti, quindi o cambiate voi il giro o cambiate proprio tonalità, molto utile questa cosa, oppure riprovate sulle progressioni degli esercizi precedenti. Quando vi sentite ben solidi, ben pratici su questa figurazione ritmica, allora passiamo a quella del numero 16, il criterio è lo stesso, però c'è una maggiore articolazione ritmica per la sinistra e quindi andiamo ad analizzarla. La mano destra rimane sempre con i 4 quarti, cioè con le semiminime, mentre osserviamo la ritmica della sinistra. Allora, prima nota Do maggiore, primo accordo Do maggiore, quindi prima nota fondamentale, una semiminima col punto, quindi è uno, du. Guardate che sul E risuoniamo ancora il Do, che poi è legato al terzo movimento, quindi la seconda suddivisione del secondo movimento, abbiamo il Do, si prolunga anche sul terzo movimento, quindi 1, 2, 3 e poi sul 4 risuoniamo la nota fondamentale per fare ancora una volta l'approccio diatonico inferiore con una croma, quindi Fa Sol, Pro, U, quindi insieme alla destra 1, 2, 3 e 4, 1, 2 3, quindi osserviamo accordo di Sol maggiore, vedete stavolta ho scelto il secondo rivolto dopo il Do centrale che inizia a suonare un po' più acuto, però dipende dal contesto, anche questa è una sezione di tastiera che potete usare tranquillamente. Quindi abbiamo Sol a destra fondamentale, a sinistra quindi posizione fondamentale, a sinistra nota fondamentale, sempre 1, 2, 3 e poi abbiamo da andare al Re, quindi sul quarto movimento, di nuovo fondamentale e approccio col Do per salire sul Re, quindi diventa 1, 2, 3 e 4, 1, 2, quindi anche in questo caso Re minore ho preso il primo rivolto, fondamentale del Re, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e quindi di nuovo l'approccio con il Fa per il Sol maggiore, quindi insieme 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e poi insomma ho suonato direttamente senza spiegarvelo quello della quarta battuta che insomma è molto simile agli altri, però osserviamo. E allora quindi mi do il tempo scandendo la suddivisione binaria, cioè è un tempo semplice, ci sono le crome, quindi mi conviene già nel darmi il tempo contare in 2 parti per ogni movimento, quindi 1, 2, 3 e 4. E allora anche per questo esercizio provate sulle progressioni armoniche precedenti e provate anche in altre tonalità. Poi ricordate che questi sono esercizi che quindi molto spesso trovano riscontro e quindi utilizzo su brani, canzoni che state suonando, ma comunque servono per aumentare la capacità di indipendenza tra le 2 mani e avere quindi la conoscenza ritmica di quello che può fare la sinistra per iniziare a dare dei movimenti abbastanza interessanti. Bene, allora anche per questa lezione è tutto, io vi ringrazio come al solito di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Come sempre buono studio e buona musica, ciao!